Come mai avete deciso di affidarvi proprio a Valore Solare? Avevo sentito anche altre aziende, il venditore ci ha ispirato un po' più di fiducia o comunque era il momento di buttarsi ed è andata così, insomma, e fortunatamente è stato Valore Solare, insomma, ecco. Siete soddisfatti del lavoro che è stato fatto? Sì, decisamente. Cosa ne pensa del fotovoltaico e come mai ha deciso di installarne uno? Ho sfruttato il 110, ne avevo già comunque idea prima. Dopo è il discorso anche di risparmio vero e proprio, perché in effetti ho visto che c'è un bellissimo risparmio, oltre anche un ritorno, perché il gestore dei servizi ti paga a un certo punto, cioè quello che tu produci in più durante l'estate ti viene in qualche maniera di ritorno, insomma, a livello economico. Da quante persone è composta la sua famiglia e quanti kilowatt avete installato? Allora, le persone sono 4 e i kilowatt sono 6. Come sono cambiate le vostre abitudini da quando avete l'impianto? Non di tanto, però si vive un po' più serenamente sul fatto dell'utilizzo degli elettrodomestici, nel senso che prima magari si stava a guardare un po' le fasce per risparmiare un pochino. Adesso, insomma, soprattutto in estate, ecco, in inverno magari riguardi ancora un pochino le fasce, però durante l'estate, ecco, questa cosa qua non la guardi più e quando ne hai bisogno lo utilizzi, insomma, tranquillamente lavatrice o lavastoviglie, insomma. Cosa ne pensa dei prodotti che sono stati installati? Da quello che chiaramente ho potuto informarmi io, chiaramente in maniera così un po' in internet, insomma, sono buoni prodotti, di buona qualità. Ma si vede anche poi nella resa, insomma, che insomma, rende bene, insomma, l'impianto. Quindi voi avete installato SunPower con la batteria Tesla. Esattamente. Avevate già sentito parlare di questi marchi prima dell'installazione? Durante una fase in cui mi stavo un po' informando, avevo visto un po' dei prodotti, tra cui SunPower, sì, era una tra le più cioè, blasonate e anche più citate a livello di qualità, insomma, ecco. Consiglierebbe a qualcuno di fare la sua stessa scelta? Io lo consiglio vivamente, nel senso è chiaro che c'è lo zoccolo della spesa, a livello dopo di utilizzo, di risparmio, è chiaro. E cosa ne pensa dei sistemi di accumulo? Ottimi. Io per un certo periodo Covid, per dire, no? Lavoravo da casa, quindi col computer e quant'altro. Capitava a volte dell'interruzione di corrente. Le batterie sopperivano a questo e quindi io potevo continuare a lavorare, insomma, ecco. È una cosa positiva. Ci sono i blackout, magari tu continui ad avere la tua bella illuminazione, comunque ti funziona ancora tutto, insomma, ecco.